Una parola dietro l'altra, con nomi e cognomi e ruoli per ognuno della banda di dominicani, con tanto di date e orari. Ha ricostruito così, davanti ai magistrati, Joel Lorenzo, l'ultimo arrestato del sodalizio criminale, le modalità che avrebbero portato all'omicidio efferrato di Margherita Ceschin. Ma soprattutto ha ammesso: è stato Enzo Lorenzon a pagarci per uccidere l'ex moglie perché lei era un ostacolo e voleva portargli via tutto. Insomma, un delitto su commissione, una testimonianza che ha inchiodato gli indagati, una svolta che lascia poco spazio ad una qualsiasi interpretazione. Joel, 25 anni, ha deciso di votare il sacco, mentre gli altri componenti della banda hanno fino ad ora scelto il silenzio. Lui ha voluto raccontare la sua verità. Il mandante sarebbe l'ex marito della Ceschin, Enzo Lorenzon, che avrebbe promesso, in cambio dell'omicidio, una ricompensa in denaro ed una casa ubicata a Negrisia. Immobile, fra l'altro, oggetto di una diatriba proprio tra la Ceschin e Lorenzon. Sarebbero stati i fratelli Lorenzo ad assoldare in Spagna il sicario Luis Mateo Garcia, ora rinchiuso nel carcere di Belluno. Con lui, nei giorni precedenti l'omicidio, la banda criminale avrebbe effettuato più sopralluoghi nella zona dell'abitazione della vittima, fino a quel terribile giorno, la sera del 23 giugno 2023. Ad entrare nella palazzina sarebbero stati Joel e Garcia. Quest'ultimo avrebbe fatto irruzione nella casa di Margherita Ceschin, 72 anni, e l'avrebbe uccisa. Fuori, ad attendere e a fare da palo, il fratello di Joel, Sergio, che una volta messo in atto il piano si sarebbe allontanato con gli altri. Poi le indagini dei carabinieri che hanno subito accentrato l'attenzione su Lorenzon e via via verso tutti i dominicani. Coinvolta nella vicenda come intermediaria la fidanzata di Joel, che avrebbe ricevuto una parte del compenso e l'avrebbe consegnato ai complici, ma sul fatto che lei sapesse la motivazione di quei soldi, Joel ha spiegato di non esserne sicuro. Margherita Ceschin sarebbe morta per mano di un uomo assoldato dal marito. Ora bisognerà capire se gli altri della banda decideranno di rompere il silenzio e dare la loro versione. Accusati di omicidio volontario in concorso, il rischio è l'ergastolo.